Da novembre un nuovo nato in Casa Friuli TV, Medi in Carnia. Da una parte notizie, servizi, trasmissioni dedicate alla Carnia, dall'altra un portale web con un e-commerce e un negozio online dove saranno esposti solo prodotti made in Carnia. Per saperne di più, contatta i nostri riferimenti in sovraimpressione. Made in Carnia, un progetto, un e-shop, una garanzia. Tanta luce, tanto colore, tanti bambini oggi, una piazza della Vittoria davvero stracolma per poter assistere tutti insieme all'accensione bella, bellissima dell'albero di Natale, ma anche alla proiezione, grazie alla Camera di Commercio, di questa storia alla fine del nostro territorio sulla facciata della chiesa che domina la città. Una città illuminata quanto mai prima dalla stazione ferroviaria fino alla Slovenia, poi prosegue sul confine fino al comune di Nova Gorica, ovviamente allestito dagli amici di Nova Gorica. Tanti gli avvenimenti, un grazie oltre che ai vari enti che hanno concorso, dalla Regione, Camera di Commercio, Confcommercio, ma un grazie in particolare all'amico Luca Cagliari, assessore, cui va il merito di essere riuscito a coordinare tutta questa cosa che davvero rappresenta una grande novità in termini di quantità, qualità, calore e luce per la città di Gorizia. Oggi uno dei momenti clou del nostro dicembre goriziano con l'accensione del tradizionale albero in Piazza Vittoria, i mercatini, la pista di ghiaccio, la proiezione sulla facciata di Sant'Ignazio. Nei prossimi giorni però non dobbiamo dimenticarci altri appuntamenti importantissimi come quello di questo sabato in Piazza Municipio, un grande evento in collaborazione col Jack Draw, le proiezioni sulla facciata, i DJ, la musica dal vivo, la scultura di ghiaccio, per poi passare tra tutti gli altri eventi a fine anno con la grande festa qua in piazza Vittoria, grazie a Radio Company e ai fuochi d'artificio sparati dal nostro castello. Il 22, 23 e 24 avremo il trenino trasfrontaliero che partirà da Gorizia per arrivare a Nova Gorizia. Insomma, ogni giorno un evento, ogni giorno festa. Da novembre un nuovo nato in Casa Friuli TV, Medi in Carnia. Da una parte notizie, servizi, trasmissioni dedicate alla Carnia, dall'altra un portale web con un e-commerce e un negozio online dove saranno esposti solo prodotti made in Carnia. Per saperne di più, contatta i nostri riferimenti in sovraimpressione. Made in Carnia, un progetto, un e-shop, una garanzia.